sono Olga Santino e sono presidente del gruppo Auser di Resana. Allora, l'Auser a Resana è nato 20 anni fa, quest'anno facciamo proprio il 20°. Siamo partiti con la sala computer e ci siamo allargati con i balli popolari, i balli di gruppo, portiamo la nostra amicizia, la nostra allegria nelle case di riposo, nel centro sollievo del nostro paese, collaboriamo col comune, con la Proloco, appunto col centro sollievo, con il centro disabile, cerchiamo di portare il nostro tempo agli altri gruppi. In questo momento abbiamo finito il GREST, collaborando con la parrocchia e abbiamo fatto il nostro laboratorio appunto di balli. Dopo collaboriamo con il comune a diverse iniziative, la giornata dello sport, il centro con i disabili, la Proloco, le serate sempre per raccogliere fondi per acquistare un mulino per l'Africa, per le case di riposo. Le case di riposo sono il nostro grande orgoglio, perché noi entriamo nelle case di riposo con la nostra musica, con la nostra allegria, con le nostre canzoni e vedi che la gente ti accoglie, ti apprezza, ti prega di ritornare, vuole alzarsi, vuole fare 2 passi, vuole il canto, noi usciamo da là che siamo felici, veramente felici, e questo è il nostro più grande orgoglio. Per noi questo è il volontariato, ci riempie il cuore. Certo, adesso abbiamo una signora che ci tiene la contabilità, è fatta apposta per organizzare gite, ma non è che lei ci organizza gite chissà dove. All'Arena di Verona, siamo stati all'Orto Botanico, siamo stati alla Cappella degli Scroveni, adesso la prossima vorremmo fare le mura di Cittadella. Penso che non ci sia proprio tanto, però con lei senz'altro ci trova fuori qualcosa da renderla bella, anche questa. Mi parlava da tempo che a Castelfranco c'è un'iniziativa, un tè per te, è un gruppo di volontari che ti porta a spasso per Castelfranco. È qua vicino, chissà quante cose non abbiamo mai visto e in questo modo le possiamo vedere. Cioè, non sono cose grandi, ma sono cose che ci riempiono. Allora, gli obiettivi: vogliamo continuare e crescere e visitare ancora qualche altra casa di riposo, non perché vogliamo vedere dove un domani possiamo stare meglio, non per quello, ma così, tanto per... E dopo gli obiettivi: continuare appunto in quella strada che abbiamo intrapreso. Una quarantina, però siamo un gruppo affiatato, siamo un gruppo che si aiuta, siamo un gruppo che ci tiriamo su l'uno con l'altro, noi ci troviamo ogni settimana, c'è chi compie gli anni e porta il dolce, porta il vino, c'è chi non compie gli anni ma dice oggi ho fatto questo, lo condivido. Allora siamo felici così.